La mia esposizione è suddivisa in 4 parti, quindi un accenno soltanto ai requisiti dell'edificio Passive House, un'esposizione di massima del progetto, tanto per capire qual è l'oggetto della nostra discussione, la valutazione degli effetti delle alternative progettuali e poi un brevissimo accenno agli impianti. Volevo soltanto dire questo, che lo scopo e la finalità di un edificio passivo non è tanto quella e soltanto quella di avere un edificio che consuma poco. Certamente è una cosa fondamentale, però l'obiettivo principale di una passive house è quello di avere un fabbricato che risponda a determinati requisiti di comfort. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere un edificio senza ponti termici, vuol dire che le temperature superficiali delle superfici sia opache che le finestre deve essere almeno di 17 gradi per evitare appunto situazioni di innalzamento che diano situazioni di discomfort, e poi ecco il discorso della purezza dell'aria, il discorso dell'impianto di ventilazione ed altri criteri. Ma per dire insomma ecco, che una casa passiva non è soltanto una casa che consuma poco, io ci tengo molto a questa cosa, è una casa che deve rispondere a determinati requisiti di comfort. Venendo invece al progetto, anche il contesto è un contesto delle nostre zone, la cittadina è quella di Conselve, il lotto è all'interno di un'area lotizzata ed è contornato da fabbricati e questo crea non pochi problemi. Questa è la casetta, è un edificio bifamiliare, tanto per dare 2 dati, sono 220 metri quadrati coperti, 1000 metri cubi di volume lordo, la superficie su più piani di 430 metri quadrati e la superficie utile è di 260 metri quadrati. Questo è un indice è un dato molto importante perché è su questo che si basa la determinazione poi dell'indice dei famosi 15 kWh al metro quadrato anno. E qui c'è tutto un criterio, delle indicazioni, ecco, per calcolare la superficie, insomma. Per qua non si vede molto, comunque è un edificio compatto, costituito da 2 unità. L'unica cosa che volevo far notare è che la parte dei garage è completamente staccata dall'involucro riscaldato. E questo per evitare tutta una serie di ponti termici che si possono creare tra l'abitazione e il garage. Questo è il piano sopra, perché le stanze al primo piano hanno una parte mansardata. Questi sono gli elementi costruttivi principali. A sinistra vediamo la platea, che è isolata con 20 cm di XPS,